Si è svolta stamani a Favara l'iniziativa denominata La Scuola In, Festa della Repubblica 2021, con un giorno di anticipo per ricordare la Festa della Repubblica che sarà domani 2 giugno, così modo agli studenti degli istituti scolastici favaresi di vivere l'evento. Le scuole partecipanti sono state l'Alberghiero Ambrosini, il Comprensivo Brancati, il Professionale Fermi, il Bersagliere Mendola, il Liceo Martin Luther King, il Comprensivo Guarino e il Falcone Borsellino. L'iniziativa è stata voluta dall'ANPI, dal Centro Studi e Ricerca Marrone. Abbiamo anticipato il giorno prima, del 2 di giugno, questo avvenimento importante della storia italiana. Il motivo ovviamente è legato alla presenza degli alunni e degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di Favara. Per questo abbiamo deciso di farlo oggi, però nulla toglie alla storia, alla pagina gloriosa di questa festa della Repubblica, la lotta tra la monarchia e la Repubblica, con il successo che alla fine, con quasi 2 milioni di voti in più, ha avuto la Repubblica. Gli insegnamenti di quell'occasione, di quell'avvenimento storico, sta proprio in questo, sta nel volere che i ragazzi conoscano questa pagina, perché la memoria è un fatto importante e non può essere assolutamente perduto. Noi siamo felici questa mattina di essere qui assieme a tutti questi ragazzi, a queste ragazze, ai dirigenti scolastici, all'amministrazione comunale che ci ha supportato nell'organizzazione della manifestazione. Pensiamo di ripetere per il prossimo anno questa manifestazione, considerato che negli anni passati purtroppo non è stata mai ricordata la Festa della Repubblica. Una prima iniziativa in presenza per un'occasione straordinaria, ricordare i valori fondativi della nostra Repubblica per una ripresa attraverso la scuola. Un momento importante, ritorniamo ad appropriarci dei nostri spazi e dei momenti di condivisione. Oggi c'è la scuola in tutti gli ordini e gradi e in tutte le articolazioni che sono presenti in questa comunità. C'è il comune, siamo di fronte al Palazzo di Città, c'è un'associazione, l'ANPI, che generosamente e con tanta professionalità offre questi spazi di democrazia. Oggi celebriamo la Festa della Repubblica e pur con un pensiero rivolto al dolore che ci ha accompagnato in questi mesi di pandemia, vogliamo rilanciare un messaggio di speranza, di ottimismo, perché ci sono i giovani che sono la nostra principale preoccupazione, che sono la speranza di un domani migliore fatto di responsabilità, di democrazia e di futuro vissuto da protagonisti. No, noi naturalmente non potevamo mancare, ma siamo presenti a Favara da tempo e con iniziative anche di altissimo livello. Qui c'è il presidente Carmelo Castronuovo, l'altro presidente Sasa Manganella, che sono organizzatori di iniziative che hanno un rilievo enorme. Naturalmente celebrare la Festa della Repubblica è come parlare della storia di un inizio importante che dopo la fine del fascismo, attraverso la resistenza e il combattimento, ha portato alla costruzione, prima di tutto alla scelta della Repubblica, la scelta repubblicana, mandando via una monarchia che aveva tradito il paese e lo aveva abbandonato nell'ultimo momento. Da questo partiamo nel momento in cui è il preludio della Costituzione. Da questo momento si elegge la Commissione Costituente, la Costituente, e si approva la Costituzione, e da lì parte la rinascita del Paese.